L'iscrizione di Graziano Stacchio nel registro degli indagati sarà anche un atto dovuto, ma le azioni di questo brav'uomo dovranno essere valutate prima di tutto con la legge non scritta del buonsenso. E il commento del presidente del Veneto Luca Zaia sugli sviluppi del tentativo di rapina a Ponte di Nanto, conclusosi con la morte di un rapinatore al termine di un conflitto a fuoco col gestore di un distributore di benzina che si trova a fianco della gioielleria presa di mira dai rapinatori. In attesa dell'autopsia che dovrebbe aiutare a chiarire la dinamica della sparatoria e della morte di Albano Cassol, gli inquirenti lavorano per rintracciare il resto della banda. Il territorio è sotto shock, come hanno raccontato i tanti sindaci ospiti in collegamento esterno del talk show di Rete Veneta Focus, condotto dal direttore Luigi Bacialli, che si è riconfermato il più seguito del Veneto. Tra i più attivi il primo cittadino di Albettone, Gio Formaggio, impegnato in una raccolta fondi a favore del benzinaio, anche attraverso la vendita di magliette con la scritta "Io sto con Stacchio". Sono stati presi degli avvocati che non è che costino poco. Ci sarà un medico legale che seguirà l'autopsia del malvivente, eccetera. Queste cose costano e non vogliamo che Graziano sia lasciato solo, perché quello che ha fatto Graziano noi lo consideriamo un gesto eroico e ha difeso il suo territorio, ha difeso la sua gente. Una scelta vista però con occhio critico dagli altri sindaci del territorio, secondo i quali si tratterebbe di una pubblicità che non fa bene a Graziano Stacchio. Essendo un fatto drammatico, un fatto grave, va letto e interpretato con la dovuta serietà. Atteggiamenti che poi vadano a speculare su questi fatti sono atteggiamenti, secondo me, anche di poco buon gusto.